Presidente, un momento storico per Vajont, un momento storico per Longarone, per il Bellunese, per il Veneto, ma soprattutto per l'Italia. Beh, direi proprio di sì, e soprattutto per non dimenticare 1910 morti, 487 bimbi, quel 9 ottobre del 63 resterà indelebile ed è giusto che lo resti per sempre, non solo per il ricordo ma anche per quello che Vajont significa, rispetto del territorio, rispetto dell'ambiente e l'uomo che è anche fallibile. Le colpe dell'uomo e la visita di un Presidente della Repubblica che arriva 16 anni dopo l'ultima, ma soprattutto che arriva in un posto che unisce, quello della morte. È un segno di grande attenzione del Capo dello Stato che è stato vicino a noi durante le ore più cruciali della tempesta Vaia, del Capo dello Stato che viene qui a ricordare la tragedia spesso dimenticata del Vajont e del fatto che comunque questo evento ha bisogno di risposte da Roma. Ha bisogno di risposte da Roma, anche la provincia di Belluno, a questo punto sotto traccia questa spinta, questa richiesta di autonomia si fa il grido d'allarme. A dire che il Presidente Mattarella viene nel momento giusto, viene a commemorare le vittime del Vajont, viene a ricordare la tragedia dello scorso ottobre-novembre, della tragedia della tempesta Vaia, ma viene anche in un momento nel quale si parla tanto di autonomia. Si parla di autonomia per il Veneto, ma anche per la provincia di Belluno, che di conseguenza ce l'avrà. Se non c'era Paolini nel 97 a ricordare la tragedia, a rilanciarla, adesso si riaccendono di nuovo i riflettori, non spegnerli che cosa vuol dire per un Presidente come lei? Beh, facciamo in modo che il Vajont non sia un on-off, sia sempre on, sia sempre momento di ricordo e di rispetto nei confronti delle 1910 vittime, ma anche sia il grande monito per il rispetto dell'ambiente. Sindaco di Longarone, Presidente della provincia di Belluno, le spinte autonomistiche il giorno del ricordo di una tragedia come questa. È una giornata di grandissimi e tantissimi significati e noi siamo onorati ovviamente di accogliere il Presidente della Repubblica, soprattutto per l'omaggio che vuole fare alle vittime del Vajont, quindi sarà un po' un abbraccio anche con la comunità dei superstiti e dei sopravvissuti perché il Vajont è ancora una ferita aperta. Che cosa può, al Presidente della Repubblica non si possono chiedere di risolvere tutti i problemi, ma un'attenzione maggiore a quelli che sono i territori a volte dimenticati e quelli che vivono lo spopolamento, che costringono le persone a lasciare la propria terra. È una provincia come quella di Belluno, interamente montana, vive tutta una serie di problematiche che sono state enfatizzate dall'alluvione dell'ottobre scorso che ha lasciato dei segni profondi. Il territorio è fragile, sicuramente c'è bisogno di risorse finanziarie e anche di una sorta di autogoverno perché noi siamo disposti ad assumerci le nostre responsabilità per governare il nostro territorio perché noi lo conosciamo da vicino. Non sarà una richiesta perché al Presidente non chiediamo nulla, ma sicuramente presenteremo quella che è la situazione della nostra provincia di Belluno che sta percorrendo insieme alla Regione questo grande progetto dell'autonomia sul quale noi crediamo fortemente. La prima volta del Presidente Sergio Mattarella nel Bellunese. Beh, è una emozione anche per me e sono felicissimo che lui sia qui, che ha accolto il nostro invito, il mio invito e quindi devo dire che sarà una giornata che resterà un po' scolpita un po' nella storia di questo territorio e mi auguro che possa lasciare un segno profondo per il futuro.
Visto che trovare apposta andiamo a prendere. Scusate.